fatto venire in mente una ballatella di Trilussa, La voce della coscienza. La sora Checca pare una balena, ogni passo che fa ripia fiato, però sotto quel grasso esagerato c'è sta riposta un'anima che pena. Era felice, ma la boia sorte la fece resta vedova du vorte. C'ha avuto due mariti, salvo ognuno, due se n'è messi all'anima purtroppo, Gustavo prima e Benvenuto dopo. Gli so campati 12 anni l'uno e adesso se li porta a pennolone attaccati allo stesso medaglione. Li tiene rinchiusi in un cerchietto d'oro da una parte e dall'altra sotto vetro, Gustavo avanti e Benvenuto dietro, che così non si vedono fra loro e ognuno si figura e si consola d'essere rimpianto da una parte sola. Fa l'impressione che la vedovanza gli venga registrata da un controllo, perché li duri tratti che c'ha al collo gli vanno a sbattere proprio sulla panza e li mariti col girasse intorno se danno il cambio 100 volte al giorno. Gustavo è pensieroso e guarda storto quasi che prevedesse l'accidente, invece Benvenuto è sorridente, come se fosse contento d'essere morto, ma ci si vede in tutte e due la posa de gente che sospetta qualche cosa. La sora Checca infatti c'è il rimorso che quando il primo stava ancora al monno faceva già la scema col secondo in una certa cameretta al corso, però gliele metteva bene assai perché Gustavo non lo seppe mai. Poi Benvenuto se la prese lui. Io me te sposo subito, gli disse, purché me giuri di non farmi erbisse con qualcun altro dell'amici tui. Oh, fece lei, ci mancherebbe questo, ma con che me pigli? E gli allisciò la testa. Gli fu fedele? Non garantirei. Prova ne sia che adesso si è avvilita per la paura che nell'altra vita li due mariti parlino di lei e quando ci s'affissa col pensiero gli pare di sentirli per davvero. Gustavo dice, voglio sapere tutto di me, che te diceva? Che eri un porco, quando partivi tu partiva l'orco, diceva che eri brutto, che eri grasso, che non facevi niente di speciale, e invece mi chiamava l'ideale. In 12 anni dunque ha sempre finto? Strilla Gustavo, non l'avrei creduto, abbi pazienza, dice Benvenuto, è stata proprio lei che mi ci ha spinto. Del resto tu lo sai che non so pochi quelli che ci facevano li giochi, se te dovessi fare tutta la lista. L'avvocatino del secondo piano, er barone, er curato, er capitano, perfino Gigi, quell'elettricista che un giorno gli ha rimesso il campanello, pure con quello lì, pure con quello. Sta voce che risente così spesso non è che la coscienza che lavora sui peccati che faceva allora rimossi dagli scrupoli di adesso e le scappate fatte o belle o brutte una per una le rivede tutte, apposta soffre che le pene sue su appunto li ricordi d'esti fatti. Allora se riguarda li ritratti pulisce il vetro, bacia tutte e due e sospiranno fiotta a denti stretti. Erano tanto buoni, poveretti.